Dicono che erano una ventina, stranieri, divisi in due bande, chi armato di spranghe, chi di una scacciacani, da cui sono stati esplosi due colpi che hanno squarciato il silenzio della notte tra martedì e mercoledì all'altezza del Ponte dei Tre Archi. Era circa l'1 meno un quarto. Prima le voci di una discussione molto accesa, poi il passaggio alle vie di fatto. All'arrivo dei carabinieri che hanno rinvenuto alcuni bossoli a salve non c'era già nessuno. La zona è comunque coperta da diverse telecamere di videosorveglianza, ma al momento su chi fossero le due bande che si sfidavano, forse africani e dell'Europa dell'Est, e per quale motivo, si possono solo avanzare supposizioni. I residenti sono stupefatti. Io di sera non esco, sono in casa, quindi quello che c'è di sera non ho idea. Di giorno mi sembra una zona popolare, una zona tranquilla, di giorno. Alla sera, come le ripeto, io non esco. Alla sera non vogliamo fare brutti incontri. Ah, per quello non si esce. Perché no, dopo una certa ora non è che a Venezia ci sono personaggi che magari fanno qualche... È peggiorata ultimamente. Oddio, c'è stato un periodo che avevamo un po' di casino, diciamo. Io in realtà ho sentito qualche discussione, ma niente di particolare, una sola volta negli ultimi 6 mesi, ma questa è una zona che al sabato sera si trasforma in una zona vivace, durante la settimana vive, i vicini li conosciamo tutti, tutte persone tranquille, mai visti episodi. Una volta qui i locali aperti la sera si contavano sulle dita di una mano e i flussi della movida notturna si concentravano nelle vicinissime fondamenta degli Ormesini e della Misericordia. Negli ultimi anni, invece, lungo gran parte delle due fondamenta che costeggiano i circa 800 metri del Rio di Canareggio è una continua apertura di bar e ristoranti, non sempre dalle frequentazioni integerrime, sostiene qualche vecchio gestore della zona, che preferisce rimanere anonimo quando racconta che anche da queste parti sono frequenti i passaggi di piccoli spacciatori. Venezia, secondo lei, sta peggiorando da questo punto di vista? È una città meno sicura? No, ritengo che sia un'evoluzione abbastanza attuale questa, cioè non è solo Venezia che peggiora, è un po' da tutte le parti che la sicurezza o che i comportamenti scavalcano ogni civile comportamento. È tranquillo. Ma sì, finora è sempre stata tranquilla, però speriamo bene che andiamo avanti così.